Siamo al Centro Culturale Candiani di Mestre in occasione della bella mostra personale Luci e Trasparenze del maestro Nicola Furlan. Con questa mostra inauguriamo una collaborazione che sicuramente in futuro darà altri succosi frutti tra la Dan Venice Art Gallery e il Centro Culturale Candiani. Questo centro dal fine degli anni 70 si è configurato come la vera e propria casa della cultura per la città di Mestre, un luogo che fin negli intenti di chi l'ha ideato voleva proprio essere un luogo fisico dove far incontrare in primis i mestrini, farli confrontare anche solo per una chiacchierata, un caffè, e poi ovviamente per accedere a tutta una serie di eventi e di servizi, con particolare attenzione agli eventi culturali. Il centro è cresciuto, è cambiato nel corso del tempo, si è adattato, oggi si inserisce in un territorio con un'offerta per certi versi più frammentata ma comunque più ampia rispetto al passato, però in ogni caso si ritaglia ancora oggi un luogo da grande protagonista e quindi fa molto piacere essere qui per una mostra che comunque è importante perché raccoglie circa 60 opere, gran parte delle quali sono opere di grandi dimensioni. Qui invece alle nostre spalle abbiamo delle opere più piccole ma comunque interessanti e affascinanti, e volevo intanto chiedere al maestro come si sente, qual è il suo stato d'animo, visto che stiamo per inaugurare questa importante mostra in questa importante location, e appunto se è contento, se è emozionato. Sono molto contento, emozionato no tanto, perché le opere ormai le conosco, quindi sono sicuro che riceveranno complimenti da tutti. Quindi una buona accoglienza. Ci parli un po' di queste opere, per esempio questa fondotinta. Ecco, questa qui è fondotinta, e ora abitavo a Carpenedo, su via Garibaldi, e ogni domenica passavano due anziane signore, ben vestite, sempre serie, però avevano un difetto, diciamo. Il fondotinta era molto colorato. Sembravano gli indiani quando vanno a combattere, che si colorano il viso. Forse loro lo facevano come penitenza per andare in chiesa a pregare. E Rughe sul ponte? Ecco, che storia... Rughe sul ponte, parto sempre da me, da Piazza Barche, e salgo in autobus pieno di gente, e a un certo punto mi trovo davanti una signora sui 50 anni col viso pieno di rughe, proprio non rughe comuni. Allora mi giro da un'altra parte per non guardarla, no? Però arrivati sul ponte per andare a Venezia, forse la luce della laguna, così, ho cominciato a guardare il viso e ho visto un viso bellissimo, proprio artistico. Sono arrivato a Venezia e non avevo più voglia di vedere la mostra che ero partito, e il quadro più bello lo avevo già visto. Cosa molto interessante, molto bella nella produzione di questo artista è che, nonostante le sue opere, come si può chiaramente vedere, siano opere astratte, ognuna racconta una storia, come abbiamo sentito. Ognuna fotografa un momento, un ricordo, un qualche cosa che l'ha emozionato nel corso della sua vita. E quindi visitare questa mostra, che è ammirabile fino al 20 giugno qui al Centro Candiani, è proprio un modo per effettuare un viaggio in questi ricordi, in questi momenti, in queste emozioni, in queste suggestioni. Quindi vi invito tutti a visitarla.